Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel cuore dell'Appennino tosco-romagnolo e precisamente a Bagno di Romagna nella provincia di Forlì-Cesena. Il comune bandiera arancione del Touring Club italiano si trova a 462 metri sul livello del mare e conta circa 6.000 abitanti. Bagno di Romagna è conosciuto fin dall'antichità per le sue eccellenti acque termali. Adesso ci spostiamo, raggiungiamo il centro abitato di San Piero in Bagno, dove c'è la sede comunale, per incontrare il sindaco Marco Baccini. Sindaco del comune di Bagno di Romagna, comune che si trova nel cuore dell'Appennino tosco-romagnolo. Dico tosco-romagnolo perché siamo direttamente al confine tra l'Emilia-Romagna e la Toscana, in una zona che ha vissuto molto l'influenza della cultura toscana, perché fino al 1923 viviamo questa caratteristica per cui siamo stati sotto il governo toscano, a partire dal Granduca di Toscana, tutto il governo dello Stato Pontificio, e poi nel 1923 ci siamo trovati ad essere cittadini emiliano-romagnoli. Questa è una caratteristica peculiare del nostro comune, perché possiamo trovare un'influenza nel linguaggio, nelle tradizioni, ma anche nell'architettura e nell'urbanistica di quella che è la grande cultura toscana. Il nostro territorio ha un'ampiezza abbastanza rilevante di 233 km², in un territorio che va da 450 metri sul livello del mare fino a 1600 metri del Monte Penna, che si trova nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, patrimonio UNESCO riconosciuto nel 2017, il cui il nostro comune ha gran parte del territorio. Peculiarità è che all'interno del territorio comunale ci sia anche la riserva integrale di Sasso Fratino, che fu la prima riserva integrale naturale istituita nel 1954 a livello europeo. Questo per rappresentare anche il grande patrimonio naturalistico che il nostro comune rappresenta non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale. Particolarità che ci rende ancora una volta peculiari è che nel nostro territorio insiste la diga di Ridracoli, una diga costruita nel 1982, la seconda di rilevanza a livello italiano, con 33 milioni di metri cubi di acqua, che fornisce tutto l'acquedotto della bassa Emilia-Romagna. Non solo acque vergini di montagna, ma anche acque termali. Bagno di Romagna, che è il borgo turistico e toscaneggiante del nostro comune, è anche sede di 3 grandi stabilimenti termali di acque che sgorgano naturalmente tra 35 e 47 gradi di temperatura, con varie caratteristiche, e che ci rende peculiari perché non hanno bisogno gli stabilimenti di riscaldarle o di trattarle. Il comune conta circa 6.000 abitanti, risiedono in vari luoghi del nostro territorio. Il capoluogo è San Piero in Bagno, che è anche il luogo lavorativo e residenziale, che conta 3.000 abitanti.
Bagno di Romagna, il borgo turistico, ne conta circa 800 e poi abbiamo 8 piccole frazioni che si allungano in tutto il territorio e che rappresentano dei piccoli scrigni di vita rurale e silenziosa con delle pievi che a sua volta rappresentano un motivo di attrazione turistica che vanno a completare il numero dei 6.000 abitanti. A livello lavorativo, oltre al settore turistico, che è un settore che impegna gran parte della popolazione, qui è molto forte il settore agricolo e manifatturiero. Abbiamo una popolazione orgogliosa, ancora legata alle tradizioni locali, a quelli che sono i valori di montagna e soprattutto alla coesione sociale. E questo rende la vita a Bagno di Romagna serena e confortevole. Bagno di Romagna ha un territorio molto vasto con tante parrocchie e devozioni. Adesso nella Basilica di Santa Maria Assunta andiamo ad incontrare Monsignor Alfio Rossi. Ci troviamo nella Basilica di Santa Maria Assunta in Bagno di Romagna. Storicamente una parrocchia che ha dei reperti dalla bolla di Papa Adriano II che permette ai benedettini di costruire accanto alla chiesa di Santa Maria in Balneo un convento, che vuol dire che la chiesa era precedente ed era già esistente prima di questa data. Abbiamo avuto dei reperti, quindi abbiamo scoperto la prima chiesa esistente a Bagno di Romagna, che è del VI secolo. Nell'abside noi vediamo un trittico di Neri di Bici datato 1468, perché la parrocchia e la basilica è intitolata sotto la protezione della Madonna Assunta. In quel quadro noi vediamo che il Medioevo sta finendo e incomincia l'umanesimo. Nella Basilica di Bagno di Romagna non vediamo solamente il Medioevo e il Rinascimento, ma vediamo anche il manierismo. Quindi vuol dire che questa chiesa non è solamente un'archeologia, è una fede che nei quadri che lei possiede, nei capolavori che sono innestati e che sono qui presenti, esprimono il concetto di una fede che cresce man mano che le epoche cambiano. Anche il crocifisso di Bagno, che non era collocato nella cappella di oggi, è stato arricchito quel crocifisso con un'opera di un grande artista, secondo me, Marco Mariucci. Sono due i miracoli avvenuti in Bagno di Romagna. Uno è avvenuto in una casa privata, in cui la Madonna, questa xilografia, che era una Madonna Capoletto, noi la chiamiamo così, ed era una Madonna che veniva pregata tutte le sere, per cui c'è questo miracolo, una fuoriuscita di sangue, famiglie che si rapacificano nel paese, e poi in seguito questa immagine viene trasferita dopo aver fatto una cappella particolare. L'altro invece è il grande miracolo del 1412 della transustanziazione. È capitato in questa basilica, che allora era retta dall'ordine camaldolese, e il sacerdote, allora priore, che si chiamava Lazzaro, di origine veneta, mentre celebrava la messa, proprio nel momento della consacrazione del calice, è fuoriuscito dal calice il sangue, macchiando le sue mani e macchiando il corporale che noi sacerdoti deponiamo sull'altare per collocare la materia del sacrificio, che sono il pane e il calice con un po' di vino, di acqua.
C'è un museo che è originato da una fondazione, però con dei miei amici mi hanno aiutato, siamo riusciti a realizzare questo museo. Contiene 350 opere, sia del Cinquecento fiorentino, 600, 700 e anche alcune opere moderne. È uno sforzo di recuperare opere vendute e farle ritornare al corredo di educazione. Non so, una volta in catechismo ci facevano vedere delle diapositive. Queste sono diapositive vere però. Non c'è solamente Bagno, c'è anche San Piero, è un'altra parrocchia, quindi posso parlare anche della devozione mariana del santuario di Corzano, posso parlare di tante vocazioni che sono nate, vissute in questa zona. La nostra zona ha dato negli anni 50 più di 30 vocazioni sacerdotali e religiose, quindi è una zona che è stata molto ricca e il senso dell'ascolto l'ha ricevuto veramente dal Signore. Con il giovane ristoratore Alessandro Bravaccini scopriamo alcune tipicità del territorio di Bagno di Romagna. Io sono Alessandro Bravaccini, sono un ristoratore qui della Valle del Savio e vorrei presentarvi i prodotti tipici della mia valle. Questi sono i salumi che noi facciamo nella nostra valle, questa è una spalla, questa è una coppa, questo è il salame, la salsiccia, questi sono i prodotti che stagioniamo nelle cantine. Qua abbiamo la coppa di testa o capofreddo o musotto, dipende dalle zone dove viene prodotto e fatto. Sarebbe il primo insaccato che si fa del maiale. Questa è una salsiccia tipica delle nostre valli, quindi si fa sia nella valle qua, la valle del Bidente, e anche nella zona del Casentino. Noi la chiamiamo San Budello. Un altro prodotto che qua era molto importante e serviva a farci sopravvivere perché non è zona di olio qua, non abbiamo olivi, quindi tutto il mangiare era legato a questo prodotto, il lardo o il grasso o lo strutto, perché tutto il mangiare veniva cotto con questo prodotto qua. Qui abbiamo il ravigiolo, questo è un presidio slow food, ne vado fiero, perché è uno dei pochi prodotti al mondo caseari che si mangia solo veramente in questa valle, perché ha una vita talmente breve che non può essere quasi commercializzato. Poi abbiamo la cacciotta di mucca fatta con latte vaccino. Qui abbiamo il nostro pane, che è un pane insipido, quindi è legato molto alla cultura toscana. Qui abbiamo le castagne, queste per molti sono dei dolci o dei giocattoli. Per la nostra valle è stato sostentamento e aiuto per le famiglie per poter sopravvivere in periodi veramente caresti di miseria. Dalle castagne si faceva di tutto. Qui ad esempio abbiamo i cucciaroli o le castagne affumicate, poi dalle castagne veniva fatta la farina di castagne e con questa veniva fatta la polenta che veniva condita con della salsiccia, con del grasso, del rosmarino e che aveva anche del pecorino. Sempre con la farina di castagne, un dolce tipico di questa valle è il castagnaccio. Non è altro che farina di castagne, uva passa, pinoli e rosmarino. Un altro prodotto tipico di qua è il tortello alla lastra, che non è il crescione romagnolo. Viene fatto in stagione in base alle materie prime che si riuscivano a trovare nel bosco e si facevano nella piastra. La piastra è questa qui, era l'alberese e veniva cotta nel camino. Un'altra materia prima di nicchia che abbiamo nel territorio, in valle, è il tartufo. Questo è il tartufo nero, lo scorzone, diciamo il meno pregiato che abbiamo qua. Adesso è finita la stagione, però ci siamo divertiti che abbiamo avuto quantità abbastanza anche buone di tartufo bianco, veramente eccezionale. Un'altra cosa che qua nel territorio abbiamo è il fungo, solo che adesso non è assolutamente il periodo. Adesso, signori, voglio farvi un invito a venire qua su nella nostra valle, nella nostra lingua o dialetto. Bordei venite a trovare, perché qua su smagna ben, usbe ben, e indri termi chi gli è fantastici.
E Bagno di Romagna presenta tante manifestazioni nel corso dell'anno. Andiamo a conoscere le più importanti con l'assessore al turismo Francesco Ricci. Benvenuti a tutti, siamo nella piazza centrale di Bagno di Romagna, il luogo dove oltre 2000 anni fa i romani individuarono a pochi passi da noi, alle Terme di Sant'Agnese, attuale centro stabilimento termale ancora pubblico, la fonte di acqua che diventò un punto di ristoro che da lì ad oggi poi fa di Bagno di Romagna una delle stazioni termali più apprezzate degli Appennini, proprio qui in una regione di confine tra la Romagna e la Toscana. Bagno di Romagna appunto vive di turismo, il turismo che è principalmente indubbiamente l'aspetto termale, ma tanto altro che viene rafforzato dagli eventi che ravvivano proprio questa piazza durante tutto l'anno. Partiamo dalla stagione estiva con l'evento della Gran Fondo del Capitano, un momento dove il turismo sportivo trova particolare espressione, perché qui, essendo parte anche del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, essendo circondati da meravigliose foreste, riusciamo ad avere oltre 200 km di sentieri e di strade perfettamente adatti per gli amanti della natura e del turismo all'aria aperta. Ma abbiamo poi anche tante attività di rievocazione storica durante il periodo estivo e soprattutto quello che è un punto di eccellenza assoluto assieme alle terme e alla natura, che è la gastronomia. Grazie alla particolare natura incontaminata che ci circonda, il sottobosco ci dona tantissimi prodotti tipici che trovano il loro momento di massima espressione nelle sagre primaverili, nel Festival a San Piero in Bagno a settembre e nelle sagre di ottobre, proprio qui a Bagno di Romagna, in questa piazza e nella piccola frazione di Selvapiana. Bagno di Romagna quindi vi ospita 365 giorni all'anno, vi ospita attraverso appunto le sue terme, la natura, la sentieristica, la bicicletta, il trekking, vi ospita con quell'autenticità, quella serenità, quella tranquillità che caratterizza un piccolo borgo immerso negli Appennini e nel verde più autentico e naturale del nostro centro Italia. E Bagno di Romagna è il luogo termale da oltre 2000 anni. Andiamo a saperne di più con Margherita Gentili, direttrice delle Terme di Sant'Agnese. Sono passati oltre 2000 anni da quando gli antichi romani scoprirono questo fenomeno particolare delle acque calde a Bagno di Romagna. Intorno alla sorgente costruirono un abitato, prese il nome poi di Bagno di Romagna, Balneum nell'antichità. Di queste origini così antiche rimangono oggi alcune tracce all'interno dell'area delle Terme Sant'Agnese, resti di parti della mansio termale e numerose monete, copie di quelle originali conservate presso il Museo Archeologico Nazionale della vicina Sarsina. Monete in bronzo e in oro che testimoniano la vita attiva intorno alla sorgente già presente dal II secolo a.C. fino al V secolo d.C. Queste terme ebbero una notevole importanza sia in epoca romana ma anche successivamente in epoca rinascimentale. Un esempio è Giuliano de' Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico, fratello del più famoso Papa Leone X, di Piero de' Medici, che viene ancora giovanetto a fare un ciclo di cure termali dell'epoca per guarire da una salute cagionevole. Dalla storia alla leggenda, la nascita delle terme di Bagno di Romagna viene fatta risalire anche a Sant'Agnese. Agnese, una giovane figlia di un nobile della vicina Sarsina, viene destinata in sposa a un giovane pagano. Lei, cristiana, non vuole accettare queste nozze e chiede a Dio di mandarle una lebbra per deturpare la sua bellezza e quindi poter rinunciare a questo matrimonio. Il padre, visto questa cosa, la ripudia e la fa portare nei boschi, nelle nostre montagne, e la vuol fare uccidere dai suoi soldati, i quali, impietositisi, non la uccidono, la lasciano libera e riportano al padre delle vesti insanguinate di un agnello ucciso al suo posto. La ragazza vaga in queste selve, ammalata, con
una pelle deturpata, finché il suo cagnolino che aveva con sé scopre una sorgente d'acqua termale. Lei si immerge e ne ritorna risanata, guarita. Queste terme sono terme pubbliche dall'antichità, perché già il Granduca Leopoldo II di Toscana ristrutturò queste terme e le donò nel 1829 alla popolazione di Bagno, ma lo erano ancora anche precedentemente e lo sono tutt'oggi le terme pubbliche più antiche dell'Emilia-Romagna. Le acque utilizzate all'interno delle nostre terme sono di 3 tipologie: bicarbonato alcaline, solforose, ipertermali a 45 gradi e termali a 39 gradi e un'acqua fredda solforosa alcalina. Trovano l'utilizzo queste acque in molte applicazioni curative, infatti le 3 strutture termali di Bagno di Romagna hanno al loro interno 3 centri termali convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale, dove utilizzano queste miracolose acque per cure termali, soprattutto per curare patologie dell'apparato osteoarticolare, apparato vascolare, respiratorio e otorino-laringoiatrica. Un elemento molto importante e caratterizzante di questa acqua che nasce alla sorgente con un pH 9.1, molto alcalinizzante, combatte gli acidi che si formano nel nostro organismo per la vita stressante che ognuno di noi fa o per un'alimentazione non sempre corretta e aiutano anche a contrastare i segni dell'invecchiamento, sono antiossidanti e sono anche benefiche nella cura del diabete o del colesterolo. I 3 centri termali hanno anche al loro interno dei centri benessere dove vengono effettuate magnifiche cure di bellezza o anche semplicemente soggiorni di relax, piscine con getti di idromassaggi e cascate, grotte termali con ambienti a diverse temperature, biosaune alle erbe delle foreste casentinesi, fanghi miracolosi perché comunque ricchi di principi attivi che vengono fatti maturare nelle acque termali. Percorsi benessere e trattamenti viso e corpo sono solo alcune della vasta gamma di trattamenti che vengono effettuati all'interno delle nostre terme. E Bagno di Romagna è anche luogo di fantasia. Con Pierluigi Ricci andiamo a percorrere il suggestivo Sentiero degli Gnomi. Il Sentiero degli Gnomi è nato nel 2001 e come obiettivo ha ed aveva all'inizio quello di conciliare la natura e la fantasia. La cosa più bella, più interessante, ci sembrava quella di adoperare, tra virgolette, se così possiamo dire, gli gnomi come asso portante di questa meravigliosa attrazione, quindi natura e fantasia. D'altronde gli gnomi da sempre, per chi niente conosce i soggetti, che sono alti 25 cm, di cui 15 cm lo gnomo e 10 cm il cappellino, che è rosso per il maschietto e verde per la femminuccia. Quando poi una coppia si sposa, per far capire che si sono sposati, lo gnomo mantiene il cappellino rosso. La gnoma invece di rimanere verde comincia su un verde scuro tendente al viola, quindi sappiamo che quella è una coppia o quella è una gnoma sposata. Detto ciò, la cosa più bella che ci sembrava poi logico fare era quello proprio di dare questo input alle persone e fare capire che la cosa più importante per i bambini quando va in natura è quella di divertirsi. Quindi in natura lo gnomo è colui che custodisce l'ambiente naturale, piante, terra stessa, animali. Se non altro, la cosa più importante è far capire ai bambini la motivazione per cui durante il giorno gli gnomi non li vedono, perché è inutile, quando si fa il sentiero degli gnomi, la cosa più importante è vedere lo gnomo. E se non lo vedi devi far capire al bambino che gli gnomi girano di notte, perché di notte girano gli animali che vanno alla ricerca di cibo. E se un animale sta poco bene o si fa male, chi è che li va a aiutare? Gli gnomi. Quindi ecco, il messaggio grande di questo sentiero degli gnomi è questo: natura, fantasia. Dare la possibilità ad adulti e bambini di poter assaporare questa cosa.
dare la possibilità a bambini di avere quella luce negli occhi che quando vanno in giro e si guardano attorno lungo il sentiero possano essere veramente tranquilli. Detto ciò, lì a Sentiero degli Gnomi abbiamo realizzato, in accordo con il Comune, l'ufficio postale e non distante dall'ufficio postale c'è il Pozzo dei Desideri. Abbiamo fatto capire che nell'ufficio postale i bambini devono mandare il messaggio, qualcosa che ci faccia capire l'importanza che loro danno al sentiero. Ve ne dico uno per tutti, un ultimo bigliettino. Scritto da un bambino c'era scritto: Gnomi, io vi credo. Quindi il sentiero è libero a tutti, in qualsiasi momento, non c'è orario e potete andare quanto vi pare. Come avete visto, Bagno di Romagna è un fantastico luogo di acque, storia e foreste. Per rivedere le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate a Bagno di Romagna nella provincia di Forlì-Cesena. Ciao!